La commissione di ieri è stata molto difficile, c'erano quasi un centinaio di operatori e noi comprendiamo la situazione, non è che la città di Venezia abbia inteso contrapporre, perché stiamo lavorando per salvaguardare tutte le partite IVA, tutte le aziende. Gli animi sono tesi e solo apparentemente sono i commercianti a cingere d'assedio Caffarsetti. In realtà sono loro a sentirsi sotto attacco, stretti nella morsa della direttiva europea che prevede bandi per il rinnovo delle licenze e in quello squisitamente veneziano del piano di revisione dei cosiddetti pianini. Tra i ristoratori c'è chi si vede ridotto il plateatico, tra i commercianti ambulanti chi viene spostato altrove o deve diminuire le dimensioni del proprio piano di vendita. Noi cercheremo in questi giorni, prima del voto in Consiglio Comunale, di trovare delle soluzioni, perché ieri pomeriggio abbiamo avuto delle segnalazioni di alcune aziende che dicono non dateci delle soluzioni perché così rischiamo di chiudere. È chiaro che noi cercheremo di confrontarci con la sovrintendenza per trovare delle soluzioni. Certo, in alcuni casi viene spontaneo domandarsi com'è possibile che si richieda la rimozione di attività presenti anche da molti anni. Abbiamo sollecitato un caos generalizzato su cui chiaramente oggi la sovrintendenza non intende fare retromarcia. Ci sono state alcune posizioni che venivano addirittura cancellate completamente dalla collocazione. Pensiamo a una collocazione sotto il ponte di Rialto. È evidente che, come abbiamo mediato, riallocando questi banchi, questi operatori un po' più lontano, ma sempre in zona importante e appetibile.